Buongiorno da Rovigo con il presidente del CUR, Consorzio Università di Rovigo, Diego Crivellari. Buongiorno Diego. Buongiorno Leandro. Allora, che dire, innanzitutto siamo in un palazzo straordinario, Palazzo Angeli, ne abbiamo parlato pochi secondi fa fuori onda, un palazzo pieno di storia che naturalmente dovrebbe essere studiata forse di più, io personalmente non la conoscevo, però parliamo appunto di università. E innanzitutto il consorzio vostro è praticamente tra l'Università di Ferrara e l'Università di Padova. Allora, il consorzio è una realtà che esiste ormai da 25 anni, quindi è un quarto di secolo. I soci sono soci interamente pubblici, cioè il Comune di Rovigo, la Provincia di Rovigo e la Camera di Commercio, ora come sapete Camera di Commercio Venezia, Rovigo, Delta Lagunare. E per quanto riguarda poi i corsi universitari, ecco, a Rovigo sono presenti due università importanti, Padova e Ferrara, con diversi corsi, insomma, quindi noi possiamo contare in questi ultimi anni di una popolazione studentesca che ormai si mantiene stabile tra corsi aperti e corsi a numero chiuso di circa 2000 studenti, che per Rovigo e il Polesine insomma rappresentano una realtà significativa. Si va appunto da giurisprudenza di Ferrara, che è ospitata in questo palazzo dallo scorso anno, ai corsi che sono oggi ospitati nel Cubo, cioè l'edificio dell'area del Censer, per intenderci, di Padova, con scienza della formazione, diritto dell'economia, poi abbiamo scienze infermieristiche alla Cittadella e poi la novità di quest'anno che sarà rappresentata da questo prossimo corso di ingegneria idraulica, un corso di laurea magistrale che mancava, interamente in lingua inglese, quindi corso che sarà poi appannaggio principalmente, ecco, di un'utenza anche straniera che verrà a Rovigo. Questo corso, devo dire, fortemente voluto dall'Università di Padova, c'è stato insomma un ruolo anche importante del Comune in questo, del Sindaco Gaffeo e ovviamente il sostegno per il CUR fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio Padova Rovigo, che è l'elemento, diciamo, che in questi anni anche ha garantito la possibilità di tenere e in qualche caso anche rafforzare i nostri servizi, insomma. Ecco, ricordiamo che l'università, il CUR è un consorzio, quindi sì, certo. Praticamente, facendo un paragone così a spanne, sarebbe un'università multimarchia. Quindi potete attingere da università. Fornisce servizi, ecco, si occupa di diverse cose, tranne ovviamente la didattica, quella di pertinenza dei due atenei, come ha cercato di spiegare, quindi fornisce servizi, si sta occupando in questa fase molto di promozione e orientamento, quindi per noi fondamentale in questa fase, e ne stiamo attivando anche nuovi rapporti con le scuole, per esempio, anche quindi col mondo universitario, ma anche col mondo delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo e fuori. Riscontriamo anche un notevole interesse per queste cose. Ci sono poi altre novità su cui si sta ragionando anche d'intesa con i soci proprio in queste settimane, insomma, diciamo c'è una frontiera per esempio come quella degli ITS, la formazione post diploma, che potrebbe vederci comunque impegnati anche sempre sul versante della promozione e dell'orientamento. Quindi è una realtà che per certi versi dopo 25 anni è una cosa consolidata, i dati sono sicuramente interessanti, è una scelta strategica che il territorio ha voluto, come dire, meritoriamente, e ha difeso anche con i denti in epoche magari meno tranquille, perché penso che qualsiasi, come dire, visione, ecco, di sviluppo, di crescita per questa provincia non possa passare da una presenza anche dell'università sul territorio. Quindi oltre al fatto di avere, ho detto, atenei e corsi così importanti, il CUR, avendo come soci, ecco, le realtà di Rovigo del territorio, consente anche di esprimere un punto di vista e ha poi un comitato scientifico poi del CUR, che è l'organismo che valuta anche le proposte, i progetti, i corsi, diciamo, nuovi che possono arrivare, le iniziative. In questo senso quindi è importante che in parallelo a questa presenza assolutamente significativa e strategica degli atenei, il CUR possa essere, come dire, fornitore di servizi, anche mi si permette una sorta di cabina di regia, insomma, per quello che gira intorno all'ambito universitario in una provincia come questa, che sappiamo insomma anche le sue difficoltà storiche, un supporto storico, ma anche delle prospettive interessanti, ecco, se poi sono legate alla formazione come in questo caso. Ecco, 2000 persone, ci parlava lei più o meno gli iscritti che sono abbastanza costanti, e quindi probabilmente per una città come Rovigo l'accoglienza potrebbe diventare un problema. Non so se ci sono disponibili stanze, appartamenti. Su questo dico subito che con l'amministrazione comunale, con le agenzie
ANCE stesso, insomma, che è l'associazione dell'edilizia, cioè si è già messo in piedi un tavolo informale, possiamo dire, per fare che cosa? Quello che in passato non si era ancora fatto, purtroppo, c'è una ricognizione anche degli spazi che i privati per esempio possono offrire. Noi sappiamo, non devo certo insomma spiegarlo in questa sede, ma che l'utenza poi studentesca è particolare, quindi chi viene a Rovigo da altre città, anche da altre regioni, questo già avviene, e alla ricerca poi di contratti particolari, ha bisogno del wifi, insomma non è, quindi non sempre, diciamo, ecco, la città è stata capace di proporsi o di dire questa è l'offerta. Poi sappiamo che altri grandi insediamenti, in questo caso economici, che sono avvenuti lungo la fascia, diciamo, di Rovigo Magliopolesine, le multinazionali hanno comunque rimescolato le carte, ridotto gli spazi. Ecco che noi quindi stiamo cercando un po' di individuare e di ripartire con un ruolo più attivo anche nostro su questo fronte, confidando appunto nel ruolo del comune, in un contatto anche con il mondo del privato in questo caso, e dall'altro con la novità, che dovrebbe essere un po' novità in partenza per l'estate, di questo studentato che sorgerà, di fatto è già sorto perché è già come dire, completato da un punto di vista della costruzione, sempre in area Censer, quindi parecchie decine di posti per studenti. È una struttura convenzionata che non esisteva a Rovigo fino a questo momento e che potrà, come dire, supplire, ecco, o comunque intervenire e coprire la domanda di universitari, essere di supporto anche al Conservatorio di Rovigo, grande unità di eccellenza, e soprattutto per quel corso a cui facevo riferimento di ingegneria idraulica, che avrà buona parte di studenti stranieri, perché le iscrizioni che si stanno avendo, ecco, a Padova sono quelle di studenti stranieri, addirittura da altri continenti, quindi in questo caso noi sappiamo che avere una storia di questo tipo ti garantisce, ecco, di gestire queste novità con un minimo di maggiore, ecco, programmazione. Ecco, noi siamo in Palazzo Angeli, è stato un intervento importante da parte della Fondazione Cassa certo. di Risparmio, e ci diceva sempre fuori onda che anche questo studentato avrà un intervento, perlomeno è progettato con un intervento della Fondazione. Sì, poi realizzato e gestito da una fondazione, diciamo, lombarda, che è specializzata nella gestione di queste strutture, insomma. E quanto è importante la Fondazione Cariparo per il nostro territorio? No, dicevo che in una fase di vacche magre, possiamo dirlo, del pubblico, che dipende un po' anche evidentemente da questione di bilancio, da Roma, dall'Europa, tutte le cose che conosciamo ampiamente, alle volte bisogna dire in qualche caso anche un po' carenza forse di progettazione da parte politica, no? Questo bisogna dirlo, che non è semplicemente solo una questione di vil denaro alle volte, ecco che la Fondazione molto spesso, anzi in diverse occasioni, è intervenuta in maniera mirata, e devo dire che va a onore della Fondazione il fatto di aver individuato nella università una scelta strategica da supportare in tutti questi anni in maniera convinta, ecco, convinta non soltanto per quello che si dà economicamente, ma anche come scelta proprio che sostiene la crescita di un territorio come quello del Polesine.